siamo molto preoccupati, in modo particolare per quella porzione del nostro territorio che riguarda in particolare le frazioni di Zerman e di Bonisiolo. Sono 14 su 500 i pozzi che potrebbero essere inquinati dalla presenza di mercurio. Si tratta di pozzi privati che vengono usati soprattutto per uso domestico e in minima parte anche per irrigare i terreni. Il comune di Mogliano è preoccupato, per questo ha ottenuto dall'ARPAV un'analisi approfondita. Abbiamo chiesto ed ottenuto che l'ARPAV effettui un monitoraggio sui pozzi privati. In particolare abbiamo censito 14 pozzi. Il comune però precisa che il problema non riguarda invece l'acquedotto, cioè l'acqua che esce dai rubinetti delle case di Mogliano, costantemente monitorata. Per quanto riguarda l'acquedotto, desidero rassicurare i cittadini che l'acqua dell'acquedotto è acqua salubre, è acqua controllata da parte di Veritas, da parte dell'ULSS, e quindi per l'acqua dei nostri rubinetti non ci sono problemi. La Giunta non nasconde le diversità di vedute con la Regione. Abbiamo una divergenza oggi con la Regione, la quale sostiene che si tratterebbe di un inquinamento passeggero. Noi invece, sulla base dei dati dell'ARPAV, riteniamo che l'inquinamento, la fonte inquinante che non è stata individuata, continui ad emettere gli inquinanti. L'inquinamento persiste a nord e si sta espandendo, sostiene il comune di Mogliano. Unica soluzione è una ricerca idrogeologica che consenta di individuare la fonte responsabile dell'inquinamento. Quando arriveranno gli esiti dell'analisi, se dovesse esserci mercurio, per quei pozzi verranno emesse delle ordinanze di divieto. In quel caso dovremmo fare delle ordinanze, ma è ancora presto.